Mi chiederesti se ti dicessi che una ragazza è stata costretta a pagare dei soldi a un uomo che ha finto di essere stato investito? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Quello che è successo in un parcheggio a Cagliari è una storia incredibile che ti farà stare con gli occhi aperti. Tra poco ti mostro come è stata orchestrata una trappola perfetta che poteva capitare a chiunque di noi e perché il dettaglio finale ti lascerà senza parole. Cagliari, un 32enne esce dal supermercato, sale in macchina e mentre sta uscendo dal parcheggio sente un colpo. Si ferma, scende e trova un uomo a terra che urla che l'ha investito. Rimanendo scoprirai che questa storia nasconde un inganno diabolico. Ma quello che succede dopo il finto incidente non te lo aspetti, fidati. Il colpo di genio te lo racconto tra un attimo. Dopo aver finto il colpo, l'uomo si è mostrato comprensivo, proponendo di risolvere la questione senza chiamare le autorità. Nei giorni successivi, però, ha iniziato a contattare la donna con chiamate e richieste insistenti, pretendendo un risarcimento in denaro per presunte lesioni. L'intero schema si è basato sul creare nella vittima un forte senso di colpa per spingerla a pagare. Ed è questa la cosa che mi fa più rabbia. In Sardegna, dove c'è tanta gente onesta e soprattutto ha ancora il senso della responsabilità, ci sono dei parassiti che sfruttano proprio la nostra buona fede. Trasformano la nostra coscienza in un'arma contro di noi. Ma ecco il colpo di genio che ti avevo promesso. Questo quarantotenne di quarto non agiva da solo. Aveva un complice, un 54enne di Cagliari che si spacciava per avvocato. Il complice ha utilizzato la minaccia di conseguenze legali, sostenendo che il presunto ferito avesse una documentazione medica che provava le sue lesioni. Questa documentazione, che si è poi rivelata falsa, è stata usata per forzare la richiesta di denaro e spingere la vittima a cedere alla truffa. Solo che quando i carabinieri hanno controllato hanno scoperto che tutto era falso, ovviamente. Referti medici inventati, lesioni mai esistite, avvocato inesistente. Un teatrino orchestrato nei minimi dettagli per fregarti i soldi. Se che ti capitassi una situazione del genere, saresti abbastanza furbo da capire che è una truffa? O ti faresti fregare dal senso di colpa? E soprattutto, hai mai sentito storie simili qui in Sardegna? Fammelo sapere e non dimenticare di iscriverti per non perderti notizie più importanti della nostra terra.